E là, super. Allora, io da ieri sera penso continuamente, ininterrottamente, ad una cosa sola. A cosa è potuto scattare nel cervello di Scott McTominay? Togli da mezzo il calciatore, persona inglese, nata in Inghilterra, a Lancaster, naturalizzato scozzese, quando all'improvviso si è visto avvicinare un ragazzo biondolillo, detto, nominato, cioè Pascal, da bar, di barra, che, mo io sono pure io di barra, diciamo, ad occhio, non ha molto della Scozia, diciamocelo, ha molti pregi, però non nega proprio barrese, non è un carattere scozzese, diciamo. Cioè, se voi andate a barra, vi assicuro che non ritroverete niente di Glasgow, cioè non guardate, non vedete la manica, cioè ma questo sta raccogliendo i tempi, forse vedete la mezza manica, ma cioè se vedete uno con il gonnellino a barra, cioè che là da parte un masciapiere, quasi sicuramente lo sfottono e fanno allora Scott McTominay ha visto Pascal Mazzocchi avvicinarsi e ha chiamato Uè McFradama. Cosa è scattato? Cioè lui cosa ha pensato? Hanno fatto buono a fare Brexit e a scegliere a se Europa in merda? No, no, cioè lui ha pensato questo è il soprannome che desideriamo, questo avrei voluto nella vita. Ha consigliato pure agli altri, a Rachmani lo chiama Rachmammad, a Lukaku lo chiama Lukakis, cioè mi ha fatto capire che allora forse nel mondo non ci sono distanze, non ci sono confini tra un paese e un altro. Mi ha fatto pensare, ma vorrei che Scott McTominay fosse i punticini